Amici sportivi del Card del Triveneto, la pausa estiva è finita ufficialmente e si torna in pista a gareggiare per il settimo appuntamento del campionato degli amici kart del Triveneto. In questo caso ci spostiamo in quel di Jesolo, in particolare nella pista azzurra, dove appunto si correrà il settimo appuntamento di questo campionato 2023. Come potete vedere dalle immagini, molto caldo e pista completamente asciutta perché c'è un sole grande come una casa a baciare il circuito di pista azzurra. Però a fare compagnia al sottoscritto Luca Malaspina ci sarà, come al solito, Marco Muccia. Ciao Marco! Ciao Luca, ciao Mala, benvenuti a tutti. Come hai detto tu, un caldo incredibile perché dopo il caldo dell'estate con misto a pioggia, misto a tutto, ci aspettavamo un calo, invece no. Come però sanno scaldare anche la temperatura i nostri piloti, mi aspetto una bella gara in quel di Jesolo. Assolutamente Marco, ci aspettiamo delle 5 batterie molto emozionanti e con molto thrilling, perché il circuito di pista azzurra è anche molto interessante perché il rettilineo è anche abbastanza lungo per tentare una staccata in curva 1, ma ci sarà anche una parte centrale, lo stiamo vedendo anche in queste primissime immagini, molto tecnica, con molte curve e quindi tanti punti per tentare una staccata e passare il pilota davanti. Però dai, alla fine vedremo forse delle 5 batterie, quindi bronzo 2, bronzo 1, silver 2, silver 1 e la categoria gold, dove lo spettacolo sarà sicuramente assicurato. Ma cominciamo a commentare la categoria bronzo 2 con la pole position da parte di Donuts nelle sezioni di qualifica, un 1-0-1-888. Poi abbiamo Marchesin in prima fila, in seconda fila Inuyasha e Jack, in terza fila Steven con Nico 72, poi abbiamo Pippo Piove, Max 33 in quarta fila. A chiudere le prime 5 file abbiamo De Grandis e Luz. Ad aprire invece la sesta fila abbiamo Dallan con Tegon. Invece in 13ª casella abbiamo Danny07, invece Dog partirà in 14ª posizione. Poi abbiamo SBK e Cridema 06 a chiudere invece l'ottava fila. In nona fila abbiamo Sam Huti e Mickey 24. In decima fila abbiamo Kimi 716 con Lele 74. Ad aprire la 11ª fila abbiamo Bana e Got. E poi abbiamo Booster e Ali Cudi in 23ª e 24ª posizione. In 25ª posizione abbiamo Davide 71 con base 8 a chiudere invece la 13ª griglia, anzi la 13ª fila. Poi abbiamo Kurt Cobain e Pigio in 15ª fila. Poi abbiamo Silve Pezzo 93 a chiudere definitivamente la griglia di partenza della categoria bronzo 2. Ultimi preparativi prima della partenza ufficiale, è partito in questo momento con Donuts che è scattato molto bene, invece Inuyasha che sta affiancando Marchesin e lo passa per la seconda posizione. Ma abbiamo anche Jack che forse tenta un sorpasso per conquistare la seconda posizione. Poi vedremo sul passaggio del traguardo i vari cambiamenti. Attenzione, c'è già una bandiera gialla in curva 2 al tornantino destro. Infatti vediamo tanti piloti di kart rallentare in quel tornante destro. Forse già tolta la bandiera gialla, poi staremo a vedere. Però grande scatto di Donuts, Marco. Grande scatto di Donuts, era importante per lui partire subito forte. E poi ovvio che non ci sono mai stati, penso quest'anno, così tanti partecipanti a una gara a una batteria. Quindi ovvio che è più probabile che succeda qualcosa, soprattutto in partenza. Però tutto sommato sembra abbastanza pulita e vedremo, perché è anche una pista interessante che sembra anche abbastanza lunga, che può offrire tanti spunti interessanti. Sì Marco, lo dicevo appunto poc'anzi che la pista di pista azzurra offre anche tanti punti di sorpasso ed è anche una pista molto lunga, e c'è un rettilineo importante in prossimità del traguardo, però appunto la parte di mezzo della pista può offrire tanti spunti di sorpasso. Infatti Marchesin perde tante posizioni, era partito in seconda posizione, quindi in prima fila, ma adesso si ritrova addirittura in nona posizione con Nico 72 che anche lui ha perso abbastanza posizione e partiva, pensate, dalla terza fila e invece adesso si ritrova in 10ª posizione, mentre invece Donuts, come avevamo visto poc'anzi, è partito molto bene e mantiene così la sua prima posizione. Nel frattempo vediamo un kart
transitato molto lento sotto il traguardo. 12 giri devono percorrere i piloti della categoria bronzo 2, ma anche poco fa avevo visto un commissario sbandierare la bandiera gialla. Lo vediamo anche in questo caso, dove ci sono le bandiere, un commissario a bordo pista con la bandiera gialla esposta, e quindi in quel caso i piloti in quei settori di pista non possono ovviamente effettuare sorpassi perché c'è un pericolo per tutti i piloti. Intanto Inuyasha ha passato Donuts e passa quindi in testa alla corsa. Bisogna verificare se il sorpasso è stato fatto correttamente o no, se non appunto in quella zona. Sì, era stato fatto prima e volevo dirtelo che era lì, perché Donuts aveva partito bene, ma aveva Inuyasha alle calcagne, che ha un ritmo superiore al momento e vuole dimostrarlo cercando di passare, soprattutto con il ritmo che sta tenendo, cercare di guadagnare secondi e macinarli a tutti. Qua intanto un bel sorpasso, forse no. Diventa un'arma importante su questa curva costruirsi il Scusa Marco, però all'interno. attenzione perché ho visto della ghiaia alzarsi. Ho Sì. visto della ghiaia alzarsi in quel lato di pista. Attenzione, quindi bisogna vedere se sia stato un fuoripista oppure no. Forse con una camera un po' più larga potremmo vedere un'eventuale uscita di pista. Staremo a vedere, però solitamente quando un pilota alza la ghiaia non è sempre un buon presentimento. Devo essere molto sincero. E allora abbiamo Inuyasha e Donuts incollati tra di loro per la battaglia della prima posizione. Nel frattempo vediamo un kart effettivamente rallentare dopo l'escursione, quindi avevo visto giusto che un kart è andato leggermente lungo, forse addirittura ha fatto un testacoda, perché appunto sta rallentando tantissimo, forse addirittura si ritira. Poi magari cercheremo anche di capire di chi si tratta, perché appunto si è alzata quella ghiaia in maniera importante nell'inquadratura precedente. Quindi ora cercheremo di capire chi sia stato appunto a fare il testacoda e appunto di conseguenza ritirarsi. Però nel frattempo vediamo Inuyasha e Donuts in fondo alla pista darsi battaglia per la prima posizione, con Donuts francobollato sul posteriore di Inuyasha. E possiamo anche vederlo in questa camera dove Donuts sta studiando il posteriore del primo classificato, mentre invece Pippo Piove, De Grandis, Steven e Tegon forse leggermente staccato invece stanno battagliando per la terza posizione, con De Grandis che sul traguardo guadagna la posizione su Pippo Piove, quindi in questo momento è lui il terzo sul podio. Sì, in questo momento è lui, ma Inuyasha e Donuts sono veramente attaccatissimi, può succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento, ma forse anche questo ritmo conviene più a Donuts adesso, perché tu pensi, cavoli, così attaccato, perché non prova un sorpasso subito? Ma quel ritmo che stanno tenendo gli sta permettendo di guadagnare veramente tanto dagli inseguitori. Bravi, veramente bravi, dal terzo al sesto classificato, perché sono lì e non mollano. Veramente bravi, perché non è facile tenere quel passo e cercare di accorciare un po' sui primi due. Vediamo se sarà il caso, perché questi giri iniziano a diventare decisivi, perché se poi i primi due partono, diventa veramente troppo difficile andare a raggiungere. E intanto i primi due hanno creato un gap abbastanza importante rispetto appunto al gruppo dei 4 piloti che battagliano per la terza posizione, quindi hanno un passo ai primi due davvero molto importante, che in questo momento De Grandis, Pippo Piove, Steven e Tegon, che è riuscito, sta tentando l'attacco Tegon sul quinto classificato, ovvero Steven, e completa il sorpasso nel tornantino di curva 2. Bravo Steven, anzi Tegon, ad attaccare Steven e quindi così a guadagnarsi la quinta posizione. Sì, è stato bravo perché più che altro è riuscito, anche se credo fosse stato risorpassato, non sono così convinto, ma è stato bravo per cercare di arrivare prima davanti alla staccata, in modo da guadagnare ancora di più sulla posizione, perché se provi a superarlo in curva diventa complicato, perché poi l'incrocio di traiettorie con questo, dopo la curva dopo, ti fa andare all'esterno, non all'interno. Quindi se tu riesci ad effettuare il sorpasso prima della curva, ancora meglio. Ovvio che in tutti i casi è così, ma soprattutto in questa curva qui, perché dopo guadagni un gran margine. E quindi vediamo adesso sul traguardo se effettivamente Steven ha fatto il controsorpasso per riconquistare la quinta posizione. No, sì, esatto, hai visto bene Marco, perché Tegon è stato sesto e quindi di conseguenza c'è stato il controsorpasso da parte di Steven su Tegon. E sembrerebbe appunto, come hai detto te Marco, che forse Tegon ha perso un po' di metri, quindi abbia subito forse il contrattacco
quindi ora deve cercare di riacciuffare quei decimi importanti per tornare a battagliare per la terza posizione, mentre invece Pipo Piove anche lui ha fatto il codo sorpasso su De Grandis e si è riguadagnato così la terza piazza, e quindi assisteremo secondo me a una bella battaglia sia per la vittoria ma anche per la piazza d'onore. Nel frattempo per quanto riguarda le altre battaglie vediamo Nico72 che ha guadagnato la nona posizione su SBK, e poi abbiamo Cridema 06 che invece ha guadagnato la 19esima su GOT. Mentre nel frattempo attenzione Donuts voleva tentare l'attacco ma c'è un car fermo nella ghiaia, fermo in ghiaia, e quindi c'è la bandiera gialla. In questo caso non si può effettuare il sorpasso, però Marco, Donuts voleva tentare l'attacco, poi è stato costretto a non farlo perché lì c'era la zona esposta per la bandiera gialla e quindi ha dovuto per forza rinunciare all'attacco. Puoi pensare che sia il momento peggiore per effettuare l'attacco, ma secondo me è sempre giusto cercare di far vedere il muso avanti, perché se per 4 giri io ti tengo dietro sul posteriore, ovvio che sento la pressione, ma se poi non ti vedo neanche un po' provare il sorpasso eccetera, ma soltanto tenere il mio ritmo, hai vita leggermente più facile, non proprio più facile, ma quasi. Quindi è sempre meglio far vedere un po' il muso davanti, perché è importante per mettere pressione all'avversario, perché poi lo puoi indurre all'errore sempre. Ovvio che la bandiera gialla proprio in quel momento non ci voleva. Ma vediamo perché c'è ancora molto tempo. Eh sì, bene, intanto dovrebbe essere SBK il pilota finito in testa coda, che abbiamo visto poco fa in ghiaia, invece infatti è precipitato all'ultima posizione. Peccato perché stava facendo davvero una bella gara in lotta per la ottava e nona posizione, mentre invece con quell'errore ha un po' compromesso la sua gara. Ora vediamo se riuscirà a rimettersi in pista e a concludere comunque il Gran Premio. Intanto qui c'è un contattino, attenzione con questa curva dove si può sì effettuare un sorpasso, Sì. ma bisogna comunque essere molto attenti a non fare a non entrare in contatto con il pilota davanti. Nel frattempo Inuyasha continua a stare davanti su Donuts, mentre invece De Grandis ha passato ancora una volta Pipo Piove. Ma che bella battaglia per la terza posizione, con Tegon che ci sta provando a fare il sorpasso per la quinta posizione su Steven. Però attenzione perché le prime 6 posizioni non sembrano così cristallizzate, La prima e la seconda al momento sì, e andando avanti così abbastanza. Sì, c'è Donuts davvero che sta studiando continuamente il posteriore di Inuyasha, cioè rimane francobollato. Non se lo sta studiando, se lo sta limonando, lo tocca in continuazione, cioè... Sì, assolutamente. No, cioè praticamente a fine Gran Premio su un foglio A4 potrebbe disegnare benissimo il posteriore di Inuyasha, nettamente. Ma è da capire se ne ha per tentare il sorpasso oppure no. Questo non riesco a capire, perché un conto è che magari sfrutti la scia, ok, ti fai trasportare e va bene, ma è da vedere se poi verso la fine trovi la forza di andare poi a fare il sorpasso decisivo, perché Ma non so magari Marco, se secondo me potrebbe anche aspettare l'ultima tornata. È un classico, dici, aspettare per fare l'ultima proprio... tornata, studiarlo tutto il tempo e poi sorprenderlo magari in uno dei punti di sorpasso utili per appunto prendere la prima posizione e fare soltanto un giro prima della bandiera a scacchi. Vabbè, staremo a vedere. Nel frattempo si sta concludendo il nono giro con Inuyasha ancora davanti, Donuts in seconda posizione. Adesso ci vorrà qualche secondo per vedere il transito sul traguardo di Pipo Piove, che in questo momento è in terza posizione con De Grandis quarto, Steven quinto e Tegon in sesta posizione. Poi dobbiamo ancora una volta aspettare qualche secondo per vedere Marchesin transitare in settima posizione. Poi abbiamo Dallan in ottava, Lose in nona e Nico72 a completare la top 10. Però ora è il momento di concentrarci davvero sulla sfida davanti, mancano soltanto 3 passaggi alla fine del Gran Premio, anzi 2, anzi no, scusate, chiedo 3, sono 3 passaggi alla fine del traguardo, e quindi attenzione perché il duello si sta per consumare fra i due davanti, Marco. Sì, il duello si sta per consumare, attenzione perché le posizioni sembrano cristallizzate ma non lo sono, perché sono tutti riattaccati. Eccolo qua, c'è stato un sorpasso nelle retrovie. Quindi le posizioni sembrano cristallizzate ma non lo sono, perché sono tutti così attaccati che può succedere qualsiasi cosa da un momento all'altro. Come questi primi due. Come fanno ad essere così? E intanto abbiamo Pippo Piave e De Grandis, esatto, che sono tallonati tra di loro e hanno, diciamo, si sono avvantaggiati rispetto a Steven e
e a Tegon si sono avvantaggiati di qualche decimo di secondo, quindi potremmo vedere forse una sfida 2 per la terza posizione. Non dobbiamo considerare questo pilota perché è un doppiato, però no, come non Eh, detto, perché sia Steven che Tegon hanno recuperato qualcosa, sì, sembra di sì. Che sto per dirti che forse addirittura Pippo Piova era partito e era andato a recuperare il gap, ma forse no. Lo vediamo perché siamo all'ultimo giro praticamente. Eh sì, esatto, siamo ormai alle ultime tornate di questa categoria bronzo 2 con Donuts che è sempre in seconda posizione, mentre invece Inuyasha continua in qualche modo a mantenere la leadership del Gran Premio. Anzi, invece Donuts è passato sul traguardo primo e non abbiamo visto il sorpasso. Oh, Non l'abbiamo potuto vedere, peccato, però comunque Donuts è riuscito a vincere il Gran Premio davanti a Inuyasha, però non possiamo commentare come perché non abbiamo visto assolutamente il sorpasso con De Grandis che invece è passato terzo con Steven quarto, Tegon quinto, Pippo Piove invece è sceso in sesta posizione, cioè è successo tutto di tutto e di più all'ultimo giro, ma purtroppo non abbiamo potuto vedere le immagini, peccato. Con Marchesini in settima posizione, Jack Max 33 in ottava posizione, poi abbiamo Nico 72 in nona posizione, poi abbiamo Tannan a chiudere la top 10 e via via tutti gli altri piloti che stanno transitando sul traguardo. Però una batteria, questa qua iniziale sulla pista azzurra, molto interessante. È già bella carica di tensione. Chissà come saranno le altre, Marco. cioè, mi hai appena raccontato di una gara in stile un po' ciclistica, staccata alla fine, quando meno te l'aspetti, tac, ti faccio il colpo. Quindi veramente bravi. Una volata a due sostanzialmente. Una volata a No, due. ma una volata a due di quelle fatte bene. Bravo Donuts, perché è stato lì tutto il tempo. Il primo tentativo che ha avuto è andato a vuoto. Giuro, sembrava una gara ciclistica a questo punto. Veramente bravo Donuts. E su anche il miglior giro, presumo. Sì, Sì, su anche ha il miglior girato in giro. 1.01 e 560 e Mm. insomma, però anche Inuyasha non è stato una meno, è stato se non No, il assolutamente. secondo dei terzi a scendere sotto il muro del 02101 e 578, mentre c'è anche Pippo Piove, se non erro, che è sceso sotto il muro del 1 minuto Sì. e 02, di preciso 1 minuto 01 975, però soltanto 3 piloti su 30 sono scesi sotto il muro dell'1 e 02, mentre gli altri o sopra Sì. l'1.02 o addirittura siamo sul 0.5. Sì, veramente un peccato per Pippo Piove. Non so cosa sia successo l'ultimo giro, ma veramente un peccato perché sta facendo veramente una bella gara. E invece racconto i primi due, Donuts, astuto, bravissimo, anche perché la gara di Inuyasha non è stata per niente facile. Perché condurre dall'inizio alla fine sappiamo che è veramente tosta. Perché, come hai detto tu, può capitarti l'attacco da un momento all'altro. Bravo a resistere fino alla fine. Peccato per la staccata, ma Donuts semplicemente è stato ancora più bravo. Però c'è la possibilità di rifarsi, non si sa mai. E quindi dopo una bronzo 2 carica di thrilling nel finale andiamo a tuffarci nella categoria bronzo 1 con Metti J4F che conquista la pole position in 1.01.847, poi abbiamo Falco 89 a chiudere la prima fila e poi Eli e Patrick in seconda fila, Alex G e Gasparini in terza fila, Piolo e Jo Colle in quarta fila, in quinta fila vediamo Jack e Oscar 10, in undicesima e dodicesima posizione abbiamo Ale 89 e Ruocco. In tredicesima casella abbiamo Nick 1990 e Jean-Claude. In quindicesima posizione abbiamo Cibe e in sedicesima Uber. E poi abbiamo in diciassettesima posizione Sika con 8 ad affiancarlo. A chiudere la decima fila abbiamo Age e Ludo FRZ. In undicesima fila abbiamo Furla e Zan del team Asturbo. E poi abbiamo Jack 46 e Muya
in 23esima e 24esima posizione, poi abbiamo con la 21 in 25esima Casella e plus 1G in 20esima posizione, poi abbiamo Pagotto e GRGMLR, poi abbiamo Panzo ed Est, e poi a chiudere la griglia abbiamo Mustar con Zampieri. Però la gara è subito partita con un buono spunto da quello che ho intravisto da parte di Matty J4F. Però vedo della povera alzarsi, Marco, che è successo? Praticamente in curva 2 un kart è uscito un po' fuori di pista, è andato un po' sull'erba, ma è riuscito a riprendersi comunque abbastanza bene, come se nulla fosse successo. Infatti non ci sono state grandi conseguenze, non vedo bandiere gialle, ma anche qui parecchia confusione, ma un avvio più pulito rispetto alla Bronzo 2, sai. Beh, poi avevo anche forse intravisto che era uno dei primissimi piloti, e forse intorno alla terza, quarta, quinta posizione, e poi vediamo eventualmente sul passaggio del traguardo come transiteranno i piloti intorno a quelle tre posizioni. Però intanto abbiamo già tre piloti, attenzione, il primo, secondo e terzo, che hanno già creato un gap importante sugli altri piloti, quindi attenzione che anche in questo caso potremo vedere un bel triello per la vittoria. Sto parlando di Matty J4F, Falco 89 e di Eli. Infatti vedevo bene, Arek G era quello che forse ha perso qualcosina da quell'escursione ed è sceso addirittura in ottava posizione. Pensate che partiva addirittura in quinta posizione, quindi ha perso anche le posizioni importanti. Però attenzione, c'è l'attacco di Falco 89. Falco 89 attaccato Matty G4F, ha conquistato la testa della corsa, ma poi anche Eli ha tentato un sorpasso all'esterno, e quindi forse bisogna vedere poi sul traguardo se è riuscita effettivamente a completare il sorpasso all'esterno, quindi anche insomma un sorpasso anche non banale, Marco. Un sorpasso non banale, diciamo che quello di Falco è arrivato al momento giusto, è stato bravo a metà curva, poi è stato un po' forse troppo aggressivo verso Matty perché gli aveva proprio chiuso la porta in faccia praticamente nell'uscita della curva e si è permesso di guadagnarsi il vantaggio necessario, ma non so se si è ripreso la posizione o no, perché bisogna guardare bene adesso l'ordine d'arrivo, perché comunque i tre davanti stanno dando una grande bagarre, e infatti Falco è passato anche Eli, sì. Sì, infatti metti J4F è sceso addirittura in terza posizione, mentre Eli invece è salita in seconda, e quindi anche Eli ha guadagnato la posizione e tenta qua l'attacco nel tornantino sinistro in curva 3, ma Falco 89 si è difeso molto bene, quindi ha chiuso la porta in faccia, e adesso Eli si deve forse guardare più da Matty J4F, che vuole tornare sopra e conquistare almeno la seconda posizione, perché era partito, ricordiamo, in pole position Matty J4F, e adesso addirittura si trova in terza posizione. Vediamola in fondo che forse tenta il sorpasso all'esterno nei confronti di Eli, però vediamo se da questa inquadratura rispunterà davanti. Vediamo, c'è questo cartello sul rettilineo che dà un pochino fastidio. No, forse Matty G4F non è riuscito a passare Eli, vediamo poi sul passaggio del traguardo, forse addirittura ha preso qualche decimino, quindi forse non era da tentare questo attacco da parte di Matty G4F, perché adesso Eli può concentrarsi alla grande per affrontare Falco 89, per conquistare la testa della corsa. Perché siamo solo all'inizio, quindi comunque i vantaggi si possono ancora creare, come ridurre. Ma il gioco di sorpassi che c'è stato fino adesso ha fatto tutto il piacere del mondo a Patrick e Piolo, perché hanno avuto la possibilità un attimo di recuperare un po' di più, come il trenino dietro però, perché i primi 7 comunque, i primi 6-7 sono lì, sono abbastanza lì. Sì, perché appunto, come dicevi te, Marco, attenzione, perché poi Patrick e Piolo e forse anche Giocolle possono recuperare qualche decimo di secondo nei confronti dei primi tre, perché se continuano a sorpassarsi, insomma, si perde un po' del tempo. Sì. E infatti vediamo il gruppone ricopattarsi, effettivamente. Quindi attenzione che ora non ci sono solo tre piloti a battagliare per la vittoria, ma anche tutti gli altri, e lo vediamo anche qui sul traguardo con l'attacco da parte di Falco 89, che ha passato Matty G4F ed è al comando, mentre invece Eli ha perso 2 posizioni e ora si trova in terza posizione, anzi una posizione, e ora si trova in terza posizione. Ma adesso sono arrivati anche tutti gli altri, Patrick, Piolo, Giocolle. Adesso si uniscono tutte alla festa, e attenzione, c'è un kart largo, dovrebbe essere forse Cive, che è andato leggermente largo dopo
il tornante sinistro di curva 3, quindi può aver perso qualche posizione, qualche secondo, e quindi ora dovrà un po' ricostruire la sua gara e cercare di ottenere la posizione che aveva prima di questo piccolo errore escursione sull'erba. Però Marco, ormai li vediamo in fondo, che ci sono 2, 4, facciamo 5, 6 piloti a battagliare per la prima posizione. 6. Secondo me 6, e il primo grande solco si crea dall'8º, da Jack se non sbaglio. Perché fino a Piolo e Giocolle, ok, sono lì e possono giocarsela addirittura per la vittoria, considerando che hanno ridotto molto il gap. Poi tra Jack e Gasparini c'è un po' di margine, Gasparini sta andando un po' in solitaria perché sembra averne di più rispetto agli altri. Veramente, veramente una bella gara fino a questo momento, può succedere di tutto, anche se devo dirti tutto il gruppo sembra abbastanza più compatto. Forse era Nick 1990 ad aver fatto l'errore con quell'escursione, piccola escursione sull'erba, e ha perso così tante posizioni, non decide, chiediamo scusa, però appunto ora Nick 1990 è in 22esima posizione, mentre tutti gli altri hanno guadagnato, come potete vedere dalla grafica, una posizione. E però abbiamo ancora un cambiamento in cima alla classifica, perché dopo le transito sul traguardo, Falco 89 ed Eli hanno di nuovo guadagnato la posizione su Metti G4F, e quindi Marco, qua secondo me vedremo duelli ogni giro. Adesso sono in 4 forse a provare ad avvantaggiarsi su Giocolle e Piolo, attenzione, mentre invece Eli ha passato ancora Falco 89, ma non sarà il primo e l'ultimo sorpasso, Marco, di questa batteria in cima alla classifica. Occhio a Patrick, prova l'incrocio di traiettoria, forse è il momento di provare a passarlo, prova ad andare all'esterno, difficile adesso, anche perché è uscito dall'inquadratura, capire, ma Patrick è, almeno per il momento, per me è il mio soldato speciale, perché era lì, forse ha perso qualcosina e il gruppo si è ricompattato, però nel momento in cui arrivano il rettilineo finale, i primi 3 ci sono sempre e sono bravi e attenti a non perdere quelle posizioni, perché anche quando si sorpassano tra di loro basta un piccolo errore per andare veramente indietro. Invece al momento stanno tenendo un bel terzetto, però c'è Patrick lì dietro che incombe e sta facendo veramente un'ottima gara. Adesso attenzione, perché i distacchi sembrano anche un po' meno risicati rispetto al giro precedente, sì, con Eli che passa al comando in prima posizione con Metti G4F che ha guadagnato la seconda posizione nei confronti di Falco 89, mentre invece Patrick non è riuscito a fare quel sorpasso all'esterno, che era abbastanza coraggioso nei confronti di Metti G4F, che a sua volta poi ha perso la posizione su Falco 89. Mentre invece, guardando un po' indietro la classifica, vediamo invece Nick 1990 che dopo il suo errore ha recuperato 2 posizioni e adesso è addirittura in 20esima posizione, però guadagnare la 12esima è abbastanza complicato, anche se comunque, come dicevamo prima, più i piloti si sportellano e più si perde tempo, quindi forse e poi vediamo lì quel gruppone lì dalla 11esima e dalla 24esima posizione, che forse sono tutti belli compatti, e in effetti lì può avvenire davvero delle belle e grandi battaglie. Nel frattempo vediamo forse Eli che si è avvantaggiato un po', e infatti è così, forse Eli ha fatto il gap importante, Marco. Sì, il momento importante, ha preso il momento in cui era davanti per un po', ha detto faccio il mio ritmo e è partito e sta facendo al momento un gran passo che gli altri non riescono a tenere. Potrebbe essere il punto della svolta della gara. Infatti volevo chiedertelo, Marco, può essere il punto chiave della gara con Eli che forse... Assolutamente sì. Allora, non so quanto gira, non abbiamo i dati sotto mano, non so quanto gira, ma se il tempo che sta facendo è veramente un pelo superiore rispetto a tutto quello che è stato fatto fino adesso, difficile che gli altri trovino quel qualcosa in più per andare a sorpassarlo, anche perché sono tutti riattaccati, quindi si possono sorpassare tra di loro e c'è anche più responsabilità e anche più pressione in questo momento. Però sì, adesso magari i piloti dalla seconda posizione fino almeno alla sesta devono forse non battagliare, è una fase di gara in cui adesso bisogna concentrarsi di più su inseguire Eli piuttosto che continuare a duellarsi fra di loro, perché appunto si rischia poi di perdere Eli per strada e quindi spianare appunto Eli verso la vittoria.
Però forse Ma lo stanno facendo, sicuramente perché da questa inquadratura sì, forse stanno ricucendo un po' il gap, però Joe Colli ha sì, tentato l'attacco su Patrick nel frattempo. sì, giocare tanto all'attacco, infatti ha perso un po' di posizioni, ma si arriva anche un momento in cui non mancano proprio tantissimi giri, ok? Ne mancano pochi. Bisogna iniziare a pensare anche un po' al podio, non solo a cercare di attaccare la vittoria, perché comunque psicologicamente Eli, Matti e Falco sono sempre stati davanti, sempre. E quindi è difficile anche dalla quarta alla quinta posizione, adesso che li hai lì davanti, il secondo e il terzo, che sembrano un po' più lenti, perché Eli sta facendo un altro ritmo completamente. E bisogna cercare di pensare anche al podio, ma la cosa positiva è che sono più o meno tutti lì, i primi, Eh sì, più dal o meno. secondo al sesto sono abbastanza lì, anche se comunque vedo Falco 89 appaiato e tallonare da vicinissimo Metti J4F, mentre invece Eli sta facendo tutt'altro ritmo e in questo momento forse Metti J4F, Falco 89, Patrick, Giocolle e Piolo forse non riescono effettivamente a tenere lo stesso ritmo nei confronti del pilota del team Spark Art Racing. Però vediamo, staremo a vedere. Intanto mancano solo 3 giri alla conclusione di questa categoria bronzo 1, dove diversamente da quanto abbiamo visto nella bronzo 2, vediamo appunto Eli, il pilota che in questo momento in testa alla gara, fare, diciamo, andare al largo e quindi non avere pressione Sì. addosso sugli altri piloti che la precedono e Eh, involarsi eventualmente in una vittoria nella seconda parte di gara abbastanza tranquilla. più o meno, perché comunque il gap non è enorme, però sicuramente non è Salvo tallonato errore, come nella gara di prima. Salve. attenzione, L'hai chiamato. c'è un'escursione. E attenzione che potrebbe essere di Metti G4F. Adesso non abbiamo visto benissimo, devo essere molto sincero. Però con questa escursione forse il gruppo si sgrana e quindi Sì, diventa bravo. ancora più complicata riprendere Marco. Bravo, diventa molto più complicato, ma soprattutto forse così si delinea il podio. Perché non so chi ha fatto l'errore, ma adesso il distacco tra il secondo e il terzo rispetto al quarto diventa più importante. E proprio in questo momento non ci voleva. Veramente un errore che rischia di costare caro a un po' tutto il gruppetto, alle intenzioni bellicose da podio e poi anche noi per lo spettacolo, perché ci aspettavamo un attacco alla fine e invece è arrivato questo evento. Però non si sa mai, vediamo cosa succede. Eh sì, adesso aspettiamo un po' il transito sul traguardo da parte degli altri piloti con Eli che transita in prima posizione, Falco 89 in seconda posizione, poi abbiamo Patrick in terza, avevo visto giusto Marco, metti Sì. J4F, è stato lui che è andato leggermente largo, ha messo le ruote sullo sporco precisamente sulla ghiaia e quindi ha perso così del terreno e delle posizioni importanti che possono anche costargli forse il podio e adesso addirittura è anche attaccato da Giocolle e Piolo quindi non Sì, un finale di gara esaltante da parte di Metti G4F. è vero, però poi anche tornando al discorso di poco prima, Eli comunque è stato ha fatto una manovra importantissima perché non ha avuto vita facile, perché i tre erano veramente lì attaccati fino a metà gara. Poi a metà gara ha dato quello sprazzo decisivo al momento giusto che la lunga può pagare e sta pagando alla grande, perché manca veramente poco e il traguardo è lì vicino. Eh sì, è lì vicino con Eli che va a vincere su Falco 89 e Patrick con Medice 4F che quindi paga l'errore all'ultimo giro e di conseguenza perde così il podio. Piolo in quinta posizione supera nel finale Giocolle che quindi conclude la sua gara in sesta posizione. Poi abbiamo Alex G in settima, Gaspari in ottava, Jack in nona e Oscar Deci a concludere la top 10 e via via tutti gli altri. Gran gara di rimonta, voglio segnalare da parte di Nick 1990 che dopo quell'errore dopo la curva 3 sul tornante sinistro era precipitato in 22esima posizione e è salito addirittura in 16esima, quindi dai, ha ricostruito in parte la sua gara. Chiaramente non è finito nella posizione in cui aveva fatto l'errore, però dai, Nick 1990 ha ricostruito in parte appunto la gara. Marco, anche O questa comunque batteria è sicuramente stata senza fiato,
È stata bella, ci siamo divertiti, penso che anche i piloti si siano divertiti veramente tanto. È una pista che effettivamente il minimo errore lo paghi e lo fai pagare anche a tutti gli altri, però è stato interessante, è stato bello, anche perché come hai detto tu comunque ci sono state varie rimonte. Io ti segnalo anche Gasparini che all'ultimo giro poi ha passato anche Jack, dopo che l'aveva inseguito per molto tempo, perché Jack era l'ottavo, no? E dicevamo che aveva preso un bel gap da Gasparini, invece Gasparini le è stato dietro e l'ha passato. Quindi è stata una bella gara e vediamo se anche le altre saranno così, ma direi che soprattutto i piloti si sono divertiti, però quello che ha fatto Eli è stato straordinario, veramente al momento giusto da campioni veri. Sì, tra l'altro egli non ha neanche firmato il giro più veloce, perché il giro più veloce, come potete vedere, l'ha firmato Piolo, che è arrivato in sesta posizione in 1.01.611 e anzi quinto, chiedo scusa, Piolo è arrivato, e quindi insomma vuol dire che comunque Eli, nonostante non abbia fatto appunto il giro più veloce, comunque ha stato proprio avrà fatto proprio il martello, l'hammer time della situazione, in quel Sì. in quel tratto di gara nella categoria bronzo 1. Quella è stata la costanza e soprattutto capire il momento giusto in cui spingere, probabilmente nel momento in cui ha guadagnato quel gap ha fatto qualcosa in più degli altri o sono calati gli altri, ma comunque è stato sempre costante e ha fatto la differenza fino alla fine. E adesso passiamo di livello e andiamo alle categorie Silver, precisamente nella Silver 2 con Mattioli, che ha stabilito il giro più veloce in 1.01.317, ad affiancarlo sarà Greg A, poi abbiamo Mattias 12 e Stay 4F in seconda fila, poi abbiamo Greg S, Gianda in terza, Chuck Nick e King Rollo in quarta fila, poi abbiamo Alex 07 e Gilbert in quinta fila, poi abbiamo in undicesima casella Ulisse con Sam 84 in dodicesima casella, poi abbiamo Desta 4 e Axos in tredicesima e quattordicesima posizione, poi abbiamo Danny e Zoya in quindicesima e sedicesima posizione, poi abbiamo Gasoline e Santa in quattordicesima fila, in quindicesima fila abbiamo Luca e Giallu 44, poi abbiamo in undicesima Bradipo e Berto, in dodicesima fila abbiamo Dalvai e Paolino 708, in venticinquesima posizione abbiamo Filiberto e René, che invece si trova in 26esima posizione, poi abbiamo 70 Giovanni e Masche in 27esima e 28esima posizione, poi abbiamo Lupastro e Krishan in ultima posizione, un po' a sorpresa Krishan si trova appunto in ultima posizione, però siamo partiti con la Silver 2 e allora abbiamo l'onboard da parte di Greg A, che è partito molto bene, ma a sua volta è partito meglio Mattioli, che ha mantenuto la prima posizione. Poi abbiamo anche l'onboard di Gasoline, che invece si trova un po' nelle retrovie. Adesso era partito in 17ª posizione, ma sta continuamente perdendo posizione, quindi forse si trova addirittura oltre la 20ª posizione. Adesso poi staremo a vedere sul passaggio del traguardo. Attenzione, contatto, addirittura un tamponamento, e attenzione, vediamo un po' i commissari poi successivamente che cosa diranno, mentre invece Greg Asti di difendere all'interno da Mattias 12, che tenta adesso, che ora in esterna e quindi forse non potrà difendere, anzi attaccare la seconda posizione. Invece Mattioli ne beneficia di tutto e se ne va, mentre invece il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il sesto sono tutti lì appaiati, quindi anche in questo caso vivremo delle belle battaglie. Vivremo delle belle battaglie, anche se Mattioli sembra indirizzato verso il martello pneumatico di quelli pesanti. Vado a fare il mio giro come il giro veloce, che è stato straordinario. Tanto. E attenzione, scusa Marco perché ti interrompo, perché ci sono state un paio di escursioni, uno addirittura forse nelle primissime posizioni. Vediamo poi sul passaggio sul traguardo chi avrà perso del tempo. Attenzione, Greg A lo troviamo qui on board, ma secondo me è stato proprio lui a commettere degli errori abbastanza importanti, perché lo vedo molto indietro, vedo molto indietro.
o degli errori o è stato preso, dipende perché poi i contatti in quel gruppo che erano così vicini sull'ordine del giorno non sembra aver perso troppo terreno, tante posizioni sì, perché il gruppetto era veramente attaccato, ma sembra poter anche provare un recupero perché comunque sono abbastanza vicini, Gasol è un po' più indietro, Eh sì, perché tra l'altro sicuramente, però dall'onboard di Gasolin avevamo visto anche un contattone. Bisogna vedere sì. poi i commissari di gara che cosa decidono. Mentre invece Grega secondo me ha perso tante posizioni ed è così. È sceso in settima posizione, mentre invece Gasolin ha fatto un bel sorpasso. All'esterno ha fatto davvero un bel sorpasso. Bel sorpasso da parte di Gasolin per guadagnare la 18ª posizione su giallo 44. C'è stato un sorpasso forse anche in seconda posizione? Forse, forse, tipo di Stay 4F su Mattias, però mi sono perso un po' eventuale controsorpasso sul cambio di inquadratura, ci stava, su curva 4. Però posso dirti male che pista azzurra, tanta roba, eh. Eh sì, sta offrendo molti Piace. sorpassi, ma lo dicevamo prima in sede Mhm. di presentazione, che sì, c'è questo rettilineo importante sulla linea del traguardo, ma poi il resto è tutto bene o male zona mista, e quindi si può anche essere creativi nel fare le staccate e guadagnare delle posizioni. Guarda che vantaggio, mamma mia, Mattioli sta martellando. Dietro comunque ci sono, dietro ci sono, stanno facendo gara tra di loro, è ancora presto, ma Mattioli ha un ritmo clamoroso. Eh sì, Mattioli ha un ritmo clamoroso perché ha guadagnato davvero tanto tempo. Ha anche beneficiato, devo dire la verità, dalla battaglia di Stay Sì, 4F, Gian 86 Greg S di Mattias 12 che ha perso qualche posizione, ora si trova quinto. Però staremo a e vedere. Mentre l'errore, invece Greg ha guadagnato la sesta posizione nei confronti di Check Nick, che invece è sceso in settima posizione. Mentre invece Krishan è in 29esima posizione, un po' sottotono il weekend di Krishan in questo momento, in quelle di pista azzurra. beh, dipende anche come ti piace la pista, le condizioni, non sono condizioni facili perché comunque fa molto caldo, però prima, come dicevi tu, anche l'errore di Grega probabilmente ha influito perché era in quel momento secondo, quindi ha fatto perdere un po' di tempo, però vedi che sta recuperando perché, come ti dicevo prima, sono lì, bene o male, sono lì. Mattioli però spinge, bravo a spingere sempre, a tenere il suo ritmo, non è facile, però fino a questo momento probabilmente tra i leader, anzi sicuramente tra i leader che abbiamo visto fino in queste tre gare, queste tre batterie, Attenzione Tintero perché in assoluto. Greg ha tentato l'attacco, però ha tirato una bella staccata, Greg S, Quindi attenzione, ha tirato davvero una bella staccata Greg S, quindi niente, tentativo rimandato da parte di Greg, chiedo scusa, ma questo è interrotto. Gli ha chiuso la porta in faccia, letteralmente, le ha frenato davanti e poi l'ha costretto anche a perdere il ritmo. Bravo Grega comunque a stare sempre dietro. Davanti Gian 86, no, c'è davanti Stay 4F sta tenendo un bel ritmo, eh. Mica Eh facile sì, secondo non me. è... si sta un po' avvantaggiando in effetti ste 4F per, diciamo, essere abbastanza tranquillo con la sua seconda posizione. Abbiamo già, secondo me, appurato che Mattioli sta facendo gara a sé, perché sta continuamente guadagnando decimi su decimi, secondo me, nei confronti degli altri 5 piloti. Però, fino a questo momento, ste 4F sembrerebbe aver guadagnato qualche decimo di secondo in più rispetto a Gianno 86, a Mattias 12, a Greg S e a Greg A. Mancano 8 giri alla fine, quindi insomma, se nelle categorie di bronzo vedevamo della bella battaglia per la prima posizione nella primissima parte di gara, qui sinceramente vediamo Mattioli che sta facendo Leader semplicemente un altro assoluto. mestiere. Leader assoluto, ma la cosa interessante è che, come prima, nonostante comunque ci sono tantissimi carichi, veramente tanti, continua a esserci un distacco breve. Non è un distacco così grande. Abbiamo visto anche dei doppiati in qualche momento, soprattutto in bronzo 2. Ma in realtà sono lì, soprattutto dalla seconda posizione alla ottava, nona, come nella batteria prima. Sono comunque lì. È vero che il distacco dal primo è grande, ma lotta ce n'è. O possibile lotta ce n'è perché hanno un distacco veramente breve e basta un errore come quello prima di Grega per cambiare tutte le carte in tavola, o come è stato nell'ultimo giro poi della Bronzo 1. Sì, poi sinceramente adesso abbiamo visto questa inquadratura che Stay 4F ha guadagnato qualche decimo, e quindi Gian 86, Mhm. Mattias 12, Greg S e Greg A forse devono pensare più a battagliare per la terza posizione che invece per la seconda.
Però adesso staremo a vedere, perché appunto il gruppo dal terzo al sesto è abbastanza ravvicinato, e quindi bisogna stare anche attenti ad eventuali contatti che possono esserci in queste fasi della categoria Silver 2. Però Marco, diciamo che stiamo vedendo in queste categorie sulla pista azzurra che i piloti sono davvero tanti, quindi forse è anche forse la gara con più piloti iscritti di quest'anno. Sì, probabilmente sì, da andare a vedere i dati, ma con criteri però, perché appunto sono tutti molto competitivi. Hanno fatto, se vedi anche dalla qualifica, comunque dei tempi abbastanza ristretti, non ci sono stati grandissimi distacchi, ma la cosa è tra questi primi, anche fino al 12°, dopo si crea forse un po' di distacco, ma sono ancora tutti lì, con tanta possibilità di fare, ma guidano anche molto bene. Poi vai a seguire la scia, eccetera, ci sono tante possibilità di sorpasso, ma non è neanche facile, perché tutti sanno che al minimo errore la pista non perdona, perché appena finisci sull'erba perdi parecchio. Perdi parecchio e rischi anche di rimanere lì, non proprio di rimanere lì, perché non stiamo parlando comunque di ghiaia, ma si rischia parecchio. Sì, Anche intanto perché vediamo Mattioli è che veloce. continua. Sì, sì, Mattioli continua a essere velocissimo perché sta guadagnando ancora tantissimo terreno nei confronti di tutto il resto del gruppo. Se ne va davvero indisturbato, completa il giro numero 7, sta iniziando l'ottavo giro, 5 giri alla fine con Mattioli in testa alla corsa, secondo me ha ampiamente più di 10 secondi di vantaggio Wow. su Stay 4F, Mattias 12, Giando 86 e Greg S, e poi tutti gli altri. Quindi davvero un Mattioli poco inquadrato, anzi adesso è inquadrato in questo momento, Abbastanza. però insomma forse dobbiamo più vedere la battaglia per la seconda posizione, che adesso fra poco la vedremo nella camera, eccolo qua, con Greg A che finalmente lo vediamo inquadrato con la sua onboard che chiude il gruppo di chi battaglia per la seconda posizione. Forse in questo momento Greg A è leggermente indietro, ha perso qualche decimino Greg A, e adesso quindi deve recuperare quel qualcosina in più, forse deve spendere delle energie in più per recuperare del Ma terreno. chi ha perso di più è Stay 4F, che sembrava aver preso quel vantaggio, adesso poi difficoltà. Mattias e Gianto sono lì costantemente, come prima, a martellare, come dicevamo degli altri prima, non gli inseguitori, a martellare in continuazione, a fare il loro gioco e aspettare gli ultimi giri. Manca poco, vediamo quando sarà il momento giusto per piazzare l'attacco. Attenzione che Perché regà, tenta come la prima, staccata e c'è il contatto. E c'è il contatto. Mentre invece davanti abbiamo visto Mattias 12 subire il sorpasso da Gian 86. Però Greg ha tentato l'attacco nei confronti. Attenzione, altre sportellate. Mamma mia, siamo entrati davvero nella parte caldissima della corsa per la seconda posizione, con diverse sportellate da parte di quel gruppettino lì, quindi stare anche attenti ad eventuali contattini ed eventuali testacoda. non vorrei che ad avere la peggio sia stato Gianda. Poi controlliamo per la grafica finale, ma non vorrei che ad avere la peggio sia stato Gianda in quel inserimento particolare perché basta veramente poco. E attenzione perché sbagliare qua adesso vuol dire giocarsi il podio. Anche perché un po' di vantaggio anche loro l'hanno preso da Greg Hacking Rollo, qualcosina c'è. Nel frattempo Mattioli conclude il nono giro e inizia il decimo, 3 giri alla fine e continua a guadagnare del tempo con Mattias 12 che ha guadagnato la seconda posizione. Gianda invece perde una posizione, ma comunque è in terza posizione perché 6-4F è sceso in sesta posizione, quindi è forse stato lui colui Sì. che ha perso del tempo dai contatti che abbiamo visto dall'onboard di Greg A. Però adesso staremo a vedere appunto cosa offrirà il duello per la seconda posizione, perché sono convinto che non è per niente finito il duello per la seconda piazza. Nel frattempo vediamo inquadrato Mattioli che se ne sta andando via indisturbato verso la vittoria di questa categoria Silver 2 del settimo appuntamento del campionato 2023 degli Amici Kart del Triveneto. Davvero, io non ricordo quest'anno una gara così tanto dominata sull'asciutto da parte di un pilota, Marco. Ma forse qualcuno c'è stata comunque. Forse qualcuno c'è stata, stiamo parlando di un vantaggio veramente enorme. Probabilmente da qualche parte l'abbiamo vista che non ci ricordiamo ancora bene, però
veramente una prestazione eccezionale. Ah, ha sbagliato qualcosa anche Gregan, ha approfittato King Roll. Eh sì, non abbiamo visto effettivamente l'eventuale errore di Grega, però appunto ha perso due posizioni, quindi Stay 4F e King Roll ne approfittano e così salgono in quinta e sesta posizione rispettivamente. Però attenzione, intanto c'è un attacco davanti, siamo on board con Gasoline e Santa ci ha provato nei confronti di Berto ma non c'è riuscito, non è riuscito l'attacco e quindi ora Santa deve guardarsi alle spalle di Gasoline. E attenzione perché Gasoline può essere molto bravo a fare la staccata giusta al punto giusto, infatti Santa guarda dietro e tenta l'attacco Gasoline, però bravo Santa, infatti Gasoline perde forse la posizione sul pilota dietro, però si difende molto bene invece Greg. Passiamo da un'inquadratura all'altra che sta tallonando forse King Rollo, vediamo sul traguardo, e no, ha passato Greg e King Rollo forse ha fatto anche lui un errore con 6-4F che riguadagna la quarta posizione. Greg S sale in quinta, Greg risale in sesta posizione, però Greg l'avevamo visto davanti molto tallonato nei confronti di Greg S, quindi ripeto, battaglia per la seconda posizione sarà ancora bella protagonista perché siamo comunque all'ultimo giro, Marco. Siamo all'ultimo giro, non scontata la mini rimonta di Stay 4F, che dopo aver perso la seconda posizione, dopo aver fatto tutto quel ritmo, è riuscito un attimo a portarsi subito a ridosso del podio. Vediamo se nell'ultimo giro troverà la magia per entrare in quei 3 gradoni di fine gara. Gradoni che però vedranno sicuramente più in alto di tutti Mattioli. Ha fatto una gara straordinaria. Eh sì, perché Mattioli transita sul traguardo con una vita di vantaggio nei confronti degli altri piloti. In seconda posizione vediamo Mattias 12, Gian 86. Sul photo finish Greg S supera Stay 4F per la quarta posizione, mentre invece Greg A finisce la gara in sesta piazza, King Rollo in settima posizione, poi abbiamo Danny in ottava, Chuck Nick in nona e Gilbert poi a completare la top 10 e poi via via tutti gli altri. Vediamo dove, così per curiosità perché abbiamo avuto la possibilità dell'onboard Gasoline, dove si trova. E Gasoline è fuori dalla top 20 invece, che peccato, in 21esima piazza. Lui che invece era partito in 17esima posizione, quindi non è neanche un gran premio positivismo per Gasoline. Però appunto anche per Christian che purtroppo finisce ultimo, e quindi Christian non ha digerito molto bene questo Gran Premio, questo layout di pista azzurra. No, ma mi focalizzerei su due fattori chiave di questa batteria. A parte Mattioli, che è stato devastante, ma secondo e terzo classificato Mattias 12 e Gian 86 hanno fatto un gran lavoro, nascosti, sono stati sempre lì, eccetera, e poi con calma, alla fine, seconda e terza posizione, preso il podio entrambi. Quindi tanta roba, nel finale avevano preso anche qualche decimo di tranquillità totale. Greg S, gran lavoro anche di Greg S, veramente bel lavoro. E anche bel lavoro che non sembra scontato, ma non lo è, di Danny e di King Rollo chiaramente, ma anche di Danny e Chuck Nick. Perché alla fine della gara avevano lo stesso ritmo di quelli davanti, non di Mattioli. Quindi se la potevano un po' giocare. Probabilmente fosse stato il Gran Premio ancora un po' più lungo, ne avremmo viste ancora delle belle, ma tutto rimandato al prossimo e sicuramente vedremo grandi battaglie. Sì, tra l'altro Mattioli, cioè, è emblematico il fatto che lui ha fermato il giro più veloce in 1.01.026, il secondo classificato ha girato in 1.01.872, quindi capite, 7-8 decimi meglio ha fatto Mattioli sul giro secco, quindi Aspetta. oggi... Mattioli ha fatto il giro migliore in gara rispetto anche alla qualifica. Sì, esatto, hai ragione, perché ragazzi, Mattioli in qualifica aveva girato, Era adesso pesco 1-0-1 e 3. un secondo il dato, perché Mattioli aveva girato in qualifica 1.01 e 3, in gara 1.01 netto. Quindi ragazzi, oggi non ce n'era per nessuno. Applauso virtuale da parte nostra, eccezionale. Complimenti.
E adesso andiamo a commentare la penultima categoria di giornata e parliamo della Silver 1 con Nico 15 che stabilisce la pole position in 1.01.466 ad affiancarlo De Marchi. Poi abbiamo Nicolò Z e Brian in seconda fila, poi abbiamo Pippo e Luca C in terza fila. Quarta fila invece per Pablo 95 e Andre 98 Ste. In quinta fila a chiudere la top 10 abbiamo Pool 88 e AC 57. In undicesima e dodicesima posizione abbiamo Puddo e Super Giro, che continua però in questo periodo a non fare effettivamente dei super giri. Scatto in tredicesima posizione, Turbo S in quattordicesima, Leo di Lea e G17 in quindicesima e sedicesima casella. Poi abbiamo Jerry 95 Wonder in nona fila. In decima fila abbiamo Bulldog e Alex 95. Ad aprire l'undicesima fila abbiamo invece Legione 516 e Profi Racer, che la chiude. Poi abbiamo Ricky Donuts e Kamikaze in 23esima e 24esima casella. Poi abbiamo GTR e Gino in 25esima e 26esima posizione. Poi abbiamo Miro e Ake in 27esima e 28esima posizione, che chiudono la griglia di partenza. Attenzione perché il sole si sta anche leggermente abbassando e quindi l'ombra si sta anche diciamo allungando. Però siamo partiti, facciamo questo discorso più tardi con Nico 15 che è partito molto bene, ma anche De Marchi è scattato molto bene, quindi la prima fila è scattata molto bene. Adesso affrontiamo curva 2 con Nico 15 che tenta l'attacco ma non ci riesce, e quindi anzi De Marchi ha tentato l'attacco su Nico 15 ma non ce l'ha fatta, e quindi Nico 15 mantiene così la prima posizione. Però attenzione, vediamo forse Luca C che tenta l'attacco e c'è un contatto. Forse è stato troppo azzardo lì. C'è stato un azzardo di troppo forse. Vediamo tanti carta appaiati tra di loro. Ne vedevo addirittura 5 o 6. Lì in quella curva 5 carte non possono stare appaiate, ma stanno provando di tutto per cercare di uscire dal gruppo, che è la cosa più complicata da fare. Prima il primo contatto, non proprio il primo perché ce n'è stato uno delle retrovie all'inizio, ma diciamo nelle parti davanti è stato perché un kart è finito nell'erba all'interno e allora poi ha fatto fatica a frenare, a fare la staccata bene per cercare di evitare il contatto, quindi è andato dritto per dritto, sfruttando anche il kart avversario per cercare di far bene la curva. Sono anche un po' di strategie di pista e questo ci può stare. Questo tutto a beneficio di chi? Dei primi due, che sono già partiti verso la loro gara. Forse è diventata ufficialmente la loro gara. Ti dico 15 di Marchi. Sì, esatto, perché sarà un duello a due per la prima posizione, mentre invece Luca C, che forse ha perso qualcosa, appunto, che è sceso in nona posizione. Anche Nicolo Z ha perso la posizione nei confronti di Brian, che invece è salito appunto in terza posizione. Super Giro invece anche lui è sceso, è in 17ª posizione, come anche Kamikaze invece ha guadagnato qualcosina, qualche posizione, ed è salito così in 21esima posizione. Però siamo on board con Ake che sta tallonando da vicinissimo GTR per la battaglia della 22esima posizione, mentre invece vediamo più avanti Kamikaze che sta tentando il sorpasso su Alex 95 per guadagnare la 20esima posizione. Forse è riuscito a fare il sorpasso, poi vedremo magari l'aggiornamento della classifica. Nico 15 De Marchi quindi a condurre le danze con Brian e Nicolò Z tallonati e in battaglia per la terza posizione. Però in questo momento sembra forse la situazione lì davanti congelata, almeno per i primi due. Poi appunto poi abbiamo Nicolò Z e Brian che stanno dando battaglia per la terza e la quarta posizione. Però devono stare attenti perché Luca C e Andre 98 Ste anche con Paul 88 stanno rinvenendo, quindi non devono stare tanto tranquilli Brian e Nicolò Z. Ma ti dirò, come hai detto tu prima, le prime due posizioni sembrano congelate, ma sembrano anche congelate in questo senso qui. Nico 15 primo, De Marchi secondo. Non mi sembra che De Marchi ne abbia per cercare di ricucire quel gap che si sta continuando a creare sempre di più. Perché Nico 15 comunque, anche sul giro l'abbiamo visto, ha un vantaggio abbastanza considerevole. Se riesce a ricucire il gap adesso e cercare di portarsi in scia, come hanno fatto anche i kart nelle prime due batterie, bronzo 2 e bronzo 1, allora forse ci sono speranze, se no diventa complicato. Dietro invece tutto da vedere la gara, tutta da vedere. Attenzione, vediamo Della Gay alzarsi
Vediamo della ghiaia alzarsi, vediamo un po'. Intanto che forse ha azzardato un po' troppo il sorpasso, infatti si scusa anche sportivamente nei confronti di Jerry 95. Staremo a vedere se poi che sarà ancora più sportivo e a ridere la posizione. Però insomma abbiamo visto anche un'escursione importante sulla ghiaia di qualcuno che poi probabilmente vedremo, cerchiamo di capire anche dall'aggiornamento della classifica, mentre invece Legione 516 sta tentando il sorpasso su Ricky Donuts, forse ha completato il sorpasso Legione 516, anche Super Giro ha guadagnato qualche posizione e adesso è 14esimo, invece Kamikaze ha perso delle posizioni e si trova comunque sempre in 21esima posizione, però come dicevi tu all'inizio Marco, Nico 15 e De Marchi stanno facendo tutt'altra gara ed la sensazione è quella che appunto le prime posizioni sono abbastanza congelate. Ora vediamo un po' dalla camera larga e così è. Nico 15 e De Marchi stanno andando praticamente via a fare una gara a sé. De Marchi non sta proprio seguendo il ritmo di Nico 15 che ha un ritmo forse anche di 3-4 decimi meglio rispetto appunto a De Marchi. Ma pensavo peggio. Invece è abbastanza consolidato, è abbastanza congelato il gap. Dietro continuano a spingere. Non ho ben capito cosa è successo sulla ghiaia, ti dico la verità. Però... No, infatti effettivamente non stiamo vedendo purtroppo dei riscontri ottimali per quanto riguarda queste fuoriuscite di pista, perché comunque vediamo comunque nessun pilota ritirato dalla grafica, quindi è meglio. No, esatto, è meglio assolutamente, quindi colui che ha fatto l'escursione sulla ghiaia poi ha ripreso la gara normalmente. E intanto Luca C ha guadagnato la quarta posizione nei confronti di Andri 98 Ste, però affrontiamo adesso il discorso che stavo dicendo prima della partenza. Il sole si sta abbassando e l'ombra si sta allungando, e quindi potrebbe essere anche un problema in vista della gara gold, perché può disturbare tanto la visuale del pilota e quindi trarre in inganno e fare quindi una staccata troppo lunga e quindi magari compiere più errori o addirittura anticipare e addirittura farli superare. Sì, diciamo che non è facile perché effettivamente anche in questo periodo dell'anno l'ombra è molto lunga, ma anche il sole è molto più basso, no? Quindi non ce l'hai in testa, ma ce l'hai molto più basso. Stiamo andando anche verso il tramonto, ci sono delle curve in cui proprio il sole è davanti forte, e questo succede nonostante non sia un orario così tardo, quindi il sole è anche forte, scalda molto e ce l'hai anche davanti, quindi sì, potrebbe diventare un fattore. I ragazzi probabilmente sono anche abbastanza abituati. Potrebbe diventare un fattore non così grande, ma potrebbe diventare un fattore come invece sono le bagare, come sono l'uscita di pista. Devo dirti, Mala, fino a questo momento è vero che abbiamo visto diverse uscite di pista eccetera, ma non neanche così tante tra tutti i piloti, quindi veramente stanno guidando puliti, probabilmente stanno guidando anche con quel margine di sicurezza per cercare, perché sanno che diventa un po' rischioso poi andare sull'erba, ma non abbiamo visto queste grandissime uscite, quindi per il momento anche veramente bravi, considerando che sono veramente tanti kart in pista. Sì, infatti come dicevamo nella batteria precedente, nella Silver 2, probabilmente questa gara di pista azzurra sta ospitando il maggior numero di concorrenti in questo campionato 2023 degli Amici Kart del Triveneto, perché io nelle gare che ho commentato sinceramente non avevo mai visto così tanti kart, quasi 30. In questo caso ce ne sono 28, però abbiamo visto per esempio nella Bronzo 2 più di 30 kart e poi nella Bronzo 1 comunque una trentina di kart all'incirca, comunque sono numeri anche abbastanza importanti, Però tornando alla gara, Nico 15 in testa alla corsa con De Marchi in seconda posizione, Luca C sale così in terza posizione, mentre invece abbiamo onboard Ake che invece è sceso in 22esima posizione, così come Kamikaze è rimasto un po' lì piantato in 23esima posizione, mentre invece Super Giro è sempre lì nella zona della top 15 in 14esima posizione. Poi abbiamo, proseguendo un po' in alto in classifica, Andre 98 Ste in quinta posizione, poi abbiamo Nicolo Z in sesta e poi a chiudere la top 10 Leo Di Lea appunto in decima piazza. Però stiamo ormai superando la seconda parte di gara, quindi stiamo entrando ormai nel finale di gara con Nico 15 che sta conducendo la gara senza alcun patema e De Marchi anche lui sta
consolidando la sua seconda posizione senza problemi. Stesso discorso possiamo anche fare per Luca C, che sta allungando di qualche decimo di secondo, tanto basta, nei confronti di Brian e di Andre 98 Ste, anche Nicolo Z. Staremo a vedere, però in questo momento ecco, le posizioni del podio rispetto alle altre categorie sono abbastanza cristallizzate. Se prima dicevo per la prima e seconda posizione, mi sento di dire anche per la terza. Ma il trend degli ultimi giri dice questo, non è così scontato come la prima e la seconda posizione, hanno preso un gap enorme. Bravo De Marchi, perché non è facile stare in quella situazione, sta pensando probabilmente al suo tempo, perché non ha completamente la scia di Nico 15, vede le traiettorie eccetera, ma non riesce ad annusarlo da vicino, detto proprio in terra a terra, non riesce a stargli proprio attaccato a ridosso, quindi sta tenendo comunque quel ritmo veramente una bella gara. E dietro però qualcosa si muove lo stesso, diventa rischioso, la gara è ancora lunghetta, non manca veramente poco, quindi qualcosa può succedere. Vedevo prima sull'onboard di Ake, no? Mentre facevamo l'analisi, qui diventa complicato anche quando cerchi il sorpasso, no? Magari a volte hai troppo frenesia di cercare il sorpasso, poi basta quel minimo contatto, siccome comunque è anche una pista bella veloce, e dopo però perdi la posizione, perdi il tentativo, perdi la possibilità di andare all'attacco, quindi bisogna avere veramente tanta pazienza, come è stata nelle batterie precedenti. Abbiamo visto che alla fine chi ha avuto più pazienza di tutti è stato un po' più preciso anche nelle scelte, poi è andato fino alla fine verso risultati importanti, non dico vittoria in tutti i casi, ma risultati importanti. Possiamo citare benissimo Donuts, che nella categoria del bronzo 2 Sì. aveva inseguito da vicinissimo. Attenzione, però Quello è un nel frattempo caso. torniamo un secondo alla cronaca, perché che forse ha stretto un po' troppo il suo avversario verso l'interno, Sì. e quindi è andato leggermente interno alla curva ed è uscito con le ruote sull'erba. Boh, staremo a vedere, un po' una manovra un po' troppo, secondo me, azzardata da parte di Ake. Ha stretto effettivamente un po' troppo Ake nei Sì. confronti del suo avversario. Sto parlando forse di G17, però Ake sta scendendo, e anche qua un po' troppo scorretto Ake anche in questo caso, nei confronti di scatto, direi, in questo caso. L'ha buttato fuori. L'ha buttato fuori. Secondo me l'ha buttato fuori. Ora l'inquadratura è dalla parte opposta rispetto a quanto è avvenuto il contatto, però oserei dire un po' un tamponamento da parte di Ake nei confronti di scatto. Insomma, Non il- non il Pericoloso massimo, anche perché ecco. lì sei poco prima della frenata, quindi sei alla velocità massima, ti prendi il tapponamento in quel momento che magari stai per schiacciare il piede sul freno, diventa complicato. Diventa pericoloso anche, soprattutto. Sì, Nico esatto. 15 è partito. Sì, Nico 15 è andato. 15 è andato via, ha guadagnato qualche altro decimo nei confronti di De Marchi, però a sua volta De Marchi può stare assolutamente tranquillo con la sua seconda posizione, mentre invece Luca C deve invece difendersi, perché quelli dietro, no, in realtà non hanno recuperato niente, perché anche Luca C ora può stare bello tranquillo con la sua terza posizione. E infatti anche Scatto ha perso tantissime posizioni, infatti è stato lui a subire il tamponamento da parte di Ake, e lo ripeto, un po' troppo scorretto in quel caso Ake, devo essere molto sincero. Però dicevo, Luca C che ha allungato nei confronti di Brian a G57 e Andre 98 Ste, quindi direi che in questo caso possiamo goderci l'ultimo giro del Gran Premio di Pista Azzurra in quel di Jesolo in maniera abbastanza tranquilla. Dice anche la grafica che è l'ultimo giro sotto il semaforo verde per la categoria Silver 1, con Nico 15 che, a meno di errori catastrofici o clamorosi, come direbbe il grande Poz, perché è appassionato di basket, sa di cosa sto parlando. E appunto Nico 15 dovrà fare un errore clamoroso, ma non è così, perché appunto ora sta conducendo la gara senza problemi, con De Marchi secondo e anche Luca C che sta tenendo molto bene la sua terza posizione, mentre invece la battaglia per la quarta posizione, con Brian in questo momento leggermente favorito rispetto alla C57, anche Apollo 88 che è riuscito a scavalcare Andre 98 Ste. Potrebbe nascere qualcosa di molto interessante. Ora però sono le ultime
curve da parte di Nico 15 che sta per transitare sul traguardo e finire la gara della Silver 1, che vede trionfare in maniera clamorosa Nico 15 con tempi sul giro clamorosi. De Marchi finisce in seconda posizione, poi abbiamo Luca C in terza posizione con distacchi importanti, poi abbiamo AC57 che supera proprio sul punto finish Brian in quinta posizione, poi l'88 in sesta, Andre 98 Ste in settima posizione, poi abbiamo Nicola Z in ottava posizione, Puddu in nona, Wonder a chiudere la top 10 e poi abbiamo Ake che invece ha recuperato qualcosina negli ultimi giri ed è salito in 23esima posizione. Poi abbiamo Kamikaze in 22esima, Scatto purtroppo ultimo, ma con quel contatto poteva fare ben poco visto che mancavano un paio di giri, e poi via via tutti gli altri. Se nelle posizioni di vertice, Marco, non abbiamo avuto così tanto spettacolo come magari nelle altre categorie, invece a centro gruppo abbiamo visto delle belle battaglie, ma anche qualche scorrettezza, Abbiamo visto delle belle battaglie, abbiamo visto tanti contatti, ci sta, comunque è il mondo delle corse, ci sta. Devo dire, mi sento di risaltare di più la gara di Luca C, che giustamente al traguardo era felicissimo perché ha vinto, è arrivato terzo, è entrato nel podio, ma ha guadagnato poi un bel distacco dopo, Ha guadagnato un bel distacco, si è fatto l'ultima parte di gara tranquillo, e come hanno fatto i primi due all'inizio è stato un po' più difficile probabilmente per lui, battagliando poi nel mezzo. Una bella gara. Poi Nico 15 ha fatto tutto un altro ritmo e ha meritato poi di vincere anche lui in gara 1:01 440, che è un tempo veramente basso. Sì, un tempo molto veloce, vale appunto come miglior giro in gara, però comunque non vale proprio il giro in assoluto più veloce tra gli amici kart del Triveneto, perché appunto ricordiamo l'1:01 netto di Mattioli, che fino a questo momento non lo sta battendo nessuno, e quindi insomma, però comunque tanti complimenti a Nico 15, perché comunque ha fatto una gara assolutamente di assoluto livello, con 4 secondi e 5 di vantaggio su De Marchi, a sua volta altri 4 secondi su Luca Corsi. E allora ci siamo, la categoria più importante, la categoria Gold, con Albi in pole position in 1:01 148, poi abbiamo Rise in seconda posizione, poi abbiamo Giro 94 HC e alle 17 in seconda fila, Fra e Dennis Criminal in terza fila, vedo già Marco con tanta tensione, poi abbiamo Gigi 93 MT Pry in quarta fila, quinta fila per Robilol e Chobu, che chiude così la top 10. Poi abbiamo Scorpion e Piccolomone in 11ª e 12ª casella. Abbiamo Rossi 96 ed Erika in 13ª e 14ª casella. Meonida 93 e Fonti in 15ª e 16ª posizione. Poi abbiamo Burnout e Esbuda in nona fila. Abbiamo poi Veteran David 05 Astrofab in 10ª fila. 11ª fila per Vendra e Giulia. Poi abbiamo Velvet Thunder e Ep 121 in 23ª e 24ª posizione. Poi abbiamo Veggo e Emil Thomas in 25ª e 26ª posizione. Poi abbiamo Chenet 16 e CT Zanda in 27ª e 29ª posizione. Poi abbiamo Ninja da solo in griglia a concludere appunto la griglia di partenza della batteria Gold, che scatta in questo momento con Albi spintonato da Giro 94 HC, che mantiene la prima posizione, e a sua volta Giro 94 HC guadagna la seconda posizione nei confronti di Rise, che però è all'esterno in traiettoria non corretta in questo caso, e quindi Rise mantiene così la seconda posizione, mentre invece la terza posizione, mentre invece Giro 94 HC ha guadagnato la seconda piazza, anche con quel piccolo contattino proprio iniziare con lo start del semaforo verde. E adesso siamo on board con Scorpion in 11ª posizione, che anche lui va a tamponare il kart davanti.
sempre questa difficoltà, no? Ad avere forse un po' troppa foga, perché poi il contatto ti toglie il ritmo di gara, perché se tu sei arrivato al contatto vuol dire che eri più veloce del tuo avversario, ma devi trovare una traiettoria alternativa per cercare di passarlo. Non è così facile, ovviamente, perché io sto parlando qua dal divanetto, ma poi gli altri fanno tutta un'altra cosa. Abbiamo un leader solitario anche adesso? Non credo, sai, perché Albi sì, è primo, però giro 94 HC e alle 17 sono lì, eh. Nel frattempo abbiamo Rise che è sceso in settima posizione, quindi è successo forse qualcosa a Rise e quindi ha perso così tante posizioni, mentre anche Roby LOL, che abbiamo il suo onboard, è sceso in undicesima posizione, così come Scorpio che sta proprio staccando Roby LOL sta tentando il sorpasso. Roby LOL adesso la traiettoria interna. Bravo, molto corretto Scorpion a tenere la distanza. Permette poi il Ah! sorpasso e poi c'è il contatto. Roby LOL ha perso tante posizioni. Sta scuotendo anche la Eh sì. sesta. Ora è stretto a sandwich. È stato un po' stretto a sandwich in questo caso, Marco. Secondo me, dal rientro. Quindi ha avuto un rientro in pista molto difficoltoso. Roby LOL, Sì, però te lo puoi aspettare quando sei in mezzo al gruppo e il problema è stato l'errore prima, è andato un po' lungo. E hai visto quanto perdi di tempo dopo, quante posizioni perdi per un minimo errore, perché comunque poi sono tanti card in pista, il distacco è minimo, perché sono veramente forti. Prima quando facevi la presentazione della griglia ero veramente così perché vedevo i tempi di qualifica. Mica male. Infatti i primi tre stanno viaggiando, dietro c'è un quartetto, forse stiamo per iniziare a vedere il primo distacco, ma non ci metterei la mano sul fuoco. No, assolutamente no, perché sì, i primi tre stanno andando via e lo possiamo vedere qui dal giro 94 HC che sta talonando da vicinissimo Albi e dietro alle 17. Però intanto fra Dennis Criminal, Gigi 93 e anche Rise e anche con Erika, se non erro, sono molto vicini fra di loro e devono in questa primissima fase iniziale di gara tenere sotto controllo il distacco nei confronti dei primi tre se vogliono ancora avere una speranza per battagliare per il podio, perché come si vede da questa inquadratura i primi tre sono già abbastanza lontani, poi fino alla settima posizione tra la quarta e la settima sono tutti abbastanza vicini, però ripeto non devono fare Uh, l'errore di sorpassarsi fra di loro e perdere ulteriore tempo. Nel frattempo abbiamo visto anche un'escursione, Marco, giusto? sì, c'è stata un'escursione da vedere da parte di chi? Probabilmente di Ninja o di Amy Thomas, probabilmente in collaborazione. Lì poi è tosta. Vediamo se saranno in grado anche di recuperare un po' di terreno perché poi rischi veramente di andare troppo lontano, di essere troppo indietro, ma non penso perché comunque se sono anche qua in categoria Gold vuol dire che di voglia ne hanno e proveranno a rimontare fino alla fine, fino con le forze che gli rimangono. Davanti i primi tre stanno andando bene. Stanno bene da vedere se ci sarà sempre il solito giochetto, sai, teniamo il ritmo, vediamo e poi al momento giusto, pam, perché basta veramente poco. Eh sì, assolutamente sì. Nel frattempo vediamo che il sole che si sta sempre di più abbassando, d'altronde siamo quasi verso le 7 di sera, quindi insomma siamo anche abbastanza tardi come orario del pomeriggio. Nel frattempo Albi e Giro 94 HC stanno staccando alle 17 che sta perdendo un po' di tempo nei confronti dei primi due. Nel frattempo Giro 94 HC sta studiando le traiettorie di Albi, è franco bollato, forse non passa neanche un foglio A4 tra l'anteriore di Giro No, certo, 94 dai. HC e Albi, però attenzione perché alle 17 sta prendendo qualcosina. Vediamo qui intanto on board Mhm. Scorpion in questo momento che si trova in 13ª posizione con davanti Matty Bry che invece sta guadagnando delle posizioni perché non lo trovo davanti Matty Bry, quindi vediamo un po' perché forse Matty Bry ha guadagnato qualche posizione perché non è davanti Matty Bry a Scorpion, Sì. vediamo poi dall'aggiornamento della classifica. Però intanto Scorpion è in 13ª posizione in comunque in netta top 15 in termini inglesi. Sì, anche E se ha fatto un errorino piccolo prima perché andando sul cordolo su una curva veloce ha perso un po' di terreno, infatti, perché era veramente attaccato al kart davanti. Era Giulia, mi sembra, perché poi Metti Price sì, era più avanti, avevi ragione. E quindi aveva perso un po' di terreno.
Poi l'onboard con Roby LOL che ancora fatica nelle retrovie, e guarda quanti contatti. Questa è proprio l'essenza del gruppo, della pancia del gruppo dei carte, perché contatti a non finire, cercano dei sorpassi. E diventa difficile anche psicologicamente cercare di trovare delle traiettorie pulite, di cercare di trovare ritmo, perché poi tutti questi contatti sporcano tantissimo i tuoi tempi. Quindi diventa ancora più difficile uscire dalla pancia, è una cosa che ti inghiotte proprio. Sì, assolutamente, Marco, hai assolutamente ragione. Condurre il gruppo è una cosa, stare alla pace del gruppo è un'altra. Sono proprio due gare completamente diverse. Se in testa alla corsa puoi impostare il tuo ritmo e appunto distanziare gli avversari, mentre invece la pace del gruppo non puoi tanto badare al ritmo che hai, ma devi soltanto attaccare e anche Oddio, difenderti in alcune puoi circostanze. provare, puoi provare a metterti il tuo ritmo, però poi devi essere anche abile a cercare di trovare il sorpasso anche abbastanza fantasioso in ogni momento perché non diventa facile. Perché il traffico è tanto e soprattutto tu ti fai un po' ingolosire, no? Perché sei veloce, ti senti di essere veloce, cerchi di trovare il sorpasso subito, invece ci vuole un po' più pazienza perché se dopo vai a incappare in contatti in continuazione lo perdi completamente il tuo ritmo e fai il gioco del rimanere risucchiato nella pancia. Poi condurre la gara bisogna saperlo fare, perché non è cosa da tutti, bisogna saperlo fare lo stesso comunque. Sì, assolutamente, perché poi tra l'altro Albi in questo caso deve anche essere molto bravo a non essere in tensione, a non farsi condizionare da Giro 94 HC che anche se comunque in questo momento non è proprio incollatissimo al posteriore di Sì. Albi, comunque è sempre lì pronto eventualmente a sfruttare un errore da parte di Albi e passare eventualmente in testa alla corsa. Mancano ormai 6 giri alla fine dell'ultima batteria di giornata qui sulla pista azzurra di Jesolo, a pochi chilometri da Lido di Jesolo. Ho fatto le vacanze lì, no? Se vi interessa questo piccolo dato. E insomma No, Albi deve essere, no, non sei d'accordo Marco? ma anche no, tanto l'avremmo fatto tutti quest'anno probabilmente lì, almeno un giorno c'è stato Ok. a fare il giro dei lidi. Dipende Vabbè, però dai. perché se non fanno attenzione adesso con i contatti eccetera, finisce che prima o poi un kart finisce fino a Lido di Jesolo, che comunque non è distante No, moltissimo, quindi adesso dai, non bisogna vanno fare proprio così attenzione. tanto veloci, Marco, No, dai, non così no, è esageriamo. vero, è vero. No, Ad quello è ogni, vero, è vero. ad ogni modo siamo on board con Roby Lolle e invece Giro 94 Eccolo, HC. Siamo proprio on eccolo. board con il secondo classificato che adesso forse è pronto per poter attaccare Albi, ma è molto bravo Albi a restare concentrato sulla sua guida e anche sulle sue traiettorie e non concedere nessuna porta aperta a Giro 94 HC per battagliare per la prima posizione, mentre invece Ale 17 si è definitivamente staccato per la battaglia per la vittoria e ora si deve concentrare a tenere salda la terza posizione. Non manca neanche molto, quindi bisogna fare attenzione. Alle 17 non riesce a tenere il ritmo di quei due davanti, è bene che si concentri sul suo di ritmo, però deve fare attenzione che non si sa mai, anche per i dietro sono belli agguerriti. Occhio davanti, non vorrei che sia successo qualcosa. No, sono ancora lì, sono ancora lì. No, non penso che sia successo niente perché tutti non vedo alcuna bandiera gialla. Nel frattempo stanno transitando per completare l'ottavo giro e iniziare il nono. Mancano 4 giri alla fine della categoria Gold con Albi in testa. Giro 94 HC in seconda posizione. Ale 17 che si deve difendere da Fra per la battaglia della terza posizione e anche Dennis Krimer che deve difendersi da Rise per la quinta posizione. Poi invece Piccolo Mone a chiudere la top 10. Intanto vediamo Erika che ha provato l'attacco sul tornantino destro di curva 4 nei confronti di Gijo 93. Poi vedremo sul traguardo se effettivamente Erika ha compiuto il sorpasso nei confronti di Gijo 93. Però vediamo, siamo ancora on board con Giro 94 HC che sta tentando in tutti i modi di restare incollato ad Albi, che però dopo tutto sta facendo forse un bel ritmo, perché non sta proprio concedendo tantissimo effettivamente a Giro 94 HC, nonostante sia comunque molto vicino. Dipende anche dai settori della pista, perché ci sono alcuni settori in cui giri 94 HC, magari facendo una curva o due meglio, basta veramente poco per cercare di stare incollato. Qui può essere il tentativo dell'attacco, perché è veramente vicino, ma nel momento in cui è arrivato sempre a ridosso,
ha sempre perso qualcosa a giro 94 HC per un mini contatto, per qualcosa del genere. Però è vero, Albi sta tenendo un gran ritmo, quello bisogna dargliene atto, ma la lotta per il podio è apertissima, perché alle Sì, 17 è stato raggiunto da Fra, degli Scriminal, Rise, da tutti. sì, adesso c'è una battaglia a 4 per la piazza sul podio della terza posizione, mentre invece i primi due forse si possono concentrare effettivamente per la battaglia della vittoria, non guardandosi tantissimo dietro le spalle. Intanto vediamo Si è Scorpion che ritirato sta... Veggo. Si è ritirato Sì, è Veggo. vero. Non sappiamo però i motivi. Peccato. Anche se purtroppo era nelle retrovie Veggo. Non è stato un weekend proprio positivo per Veggo, che era partito in 25esima casella. E anche Scorpion, qui vedo qualche problema col suo onboard. Però appunto, riprendendo il discorso su Veggo, purtroppo c'è stato il primo ritiro di giornata, tra l'altro, di questo appuntamento di pista azzurra. Peccato, perché adesso non conosciamo, ripeto, i motivi di questo ritiro, però davvero un gran peccato per Vego, che finisce in anticipo la corsa qui su pista azzurra in quelle dei Jesolo, ed è un brutto colpo forse anche in ottica mondiale, comunque, anzi in ottica Occhio davanti. campionato, stiamo Occhio forse davanti. spingendo un po'. Al Comunque occhio mondiale. davanti, perché manca un giro e mezzo alla conclusione della categoria Gold, del settimo appuntamento del campionato dei Amici Kart del Triveneto, con Giro 94 HC che forse sta un po' desistendo, forse ha capito che Albi oggi Mm. è difficilmente battibile in staccata, perché nel suo rettilineo ha qualcosa in più. E intanto Fra 17 intanto Fra ha passato alle 17, quindi Ma non ha attenzione. solo passato, ha guadagnato un sacco. No, un È sacco no, vero, però ha hai guadagnato. ragione. Hai ragione. Quindi Fra All'ultimo 17, giro. anzi Fra ha guadagnato anche qualche decimo in più nei confronti di Ale 17, però siamo nel corso dell'ultimo giro Sì. e Giro 94 HC sta tallonando Ah, ancora una volta Albi. ho guardato dietro, forse Dennis Criminal è riuscito a passare Rise. Attenzione però, Gran lotta, vediamo Albi Giro 94 HC che invece stanno battagliando, stanno cercando di mantenere le proprie posizioni. Vediamo da questo scorcio, da questa camera larga, se Albi è ancora davanti rispetto a Giro 94 HC. Così è. Finalmente abbiamo una inquadratura un po' più vicina con Giro 94 HC che forse non ce la fa, non tenta il sorpasso, consapevole che forse Albi oggi è stato nettamente forte in Manca poco. staccata, ed è così. Albi trionfa nella categoria Gold su Giro 94 HC su Fra Rise, risalito addirittura in quarta posizione. Gran ultimo giro da parte del pilota del team GRT. Poi abbiamo Dennis Criminal che è salito in quinta posizione, alle 17 in sesta, e poi vediamo Scorpion in sedicesima posizione, abbastanza arrabbiato con se stesso secondo me. Poi abbiamo Erika in settima, alle 17 più in sesta, Chobo in ottava, Shijo 93 in nona, e poi abbiamo Piccolo Mone che conclude la top 10. E poi purtroppo, appunto, come dicevamo prima, Veggo ritirato da questa gara. Insomma, diciamo che i primi due si sono avvicinati fra di loro, ovvero Albi e Giro 94 HC, però effettivamente non abbiamo visto un vero e proprio duello. No, ma è stato grazie ad Albi che ha tenuto molto bene, ha tenuto veramente bene. Non è facile, perché comunque ce n'è sempre le calcagne. Basta un minimo errore, Albi ha fatto una gara perfetta, quindi va a lui il merito di essere arrivato il primo, giustamente, e ha fatto un gran lavoro. Non è stato facile, non è così scontato, perché ha fatto veramente un bel lavoro. C'era Velvet Thunder che ha avuto un problema nell'ultimo giro, ha perso un sacco di posizioni, è finito penultimo. Bene il team JRT, direi. Bene, anche CTR 99 non male, come comunque succede dall'ultima gara a questa parte. Però buona lotta per il campionato. È bella gara tutto sommato, bella gara di alto livello e soprattutto con gran tempi. Sì, Veramente perché poi grandi una cosa tempi. che notavo adesso nelle qualifiche, nei tipi di qualifica, è che tra chi ha stabilito la pole position e chi è partito ultimo, cioè la distanza è di 1,5 secondi, e parliamo di 29 kart in pista. Quindi davvero una batteria Gold assolutamente di spessore, già dalle qualifiche. E quindi Tanto di Marco, cappello. abbiamo direi
terminato qui il racconto di queste 5 batterie sulla pista azzurra di Jesolo, che secondo me ci ha offerto diversi spunti, diverse letture di gara, e per ovviamente tutte e 5 le categorie. Adesso poi dobbiamo attendere il prossimo appuntamento, che sarà domenica 15 ottobre sulla pista verde di Caselle di Altivole, in provincia di Treviso, e quindi si rimane ancora in terra veneta. E attenzione, perché lì è il terzultimo appuntamento, e quindi già dovremmo fare i conti con la classifica, e nel frattempo vediamo scorrere i podi delle 5 categorie. E quindi, Marco, stiamo entrando nella zona calda, Stiamo entrando nella zona calda, però quella la lasceremo ai prossimi racconti. Intanto io mi sono divertito. Tu penso anche i piloti, perché è stata una pista divertente. Ben fatto a tutti, e ci sono belle prospettive per questo finale di campionato, Mala. Veramente bravi ragazzi. Sì, assolutamente, tutti bravi, c'è una bella prospettiva per assistere a un buon finale di campionato in questo 2023 per gli amici kart del Triveneto. E quindi terminiamo qui il racconto del 7° appuntamento degli amici kart del Triveneto campionato 2023 da GTS Sport, in particolare dal Mala E da Marco Muccia è tutto per il momento. Ci risentiamo il 15 di ottobre in pista verde in provincia di Treviso per raccontare il terzultimo appuntamento del campionato 2023 degli amici kart del Triveneto.